Oggi è la 39esima edizione di Agrimont e per noi è un risultato straordinario. È una fiera che porta all'interno tutto quello che è l'aspetto di innovazione, di agricoltura di montagna, di prodotti di montagna, quindi abbiamo presenti 270 marchi, 140 espositori da 13 regioni italiane, da 13 paesi europei, quindi questo ci dà molta soddisfazione. Li ringraziamo di cuore perché loro sono la vera macchina della fiera, perché se non ci sono le aziende che promuovono ogni anno qualcosa di nuovo, evidentemente è difficile fare anche le fiere. A loro va il merito di proporre, di gestire il territorio di montagna e non solo di montagna, anche di pianura o di collina come nel caso del Trevigiano, per cui hanno il merito di garantire la gestione del territorio, prevenire quelli che sono gli eventi sul territorio e soprattutto garantire la parte turistica, perché se l'ambiente è bello anche il turista viene più volentieri. Quindi siamo soddisfatti, l'attenzione della regione, la presenza del governatore Zaia annunciata all'ultimo momento fra l'altro vuol dire che c'è attenzione per la nostra fiera, c'è l'attenzione per il mondo dell'agricoltura e questa è la nostra soddisfazione. La situazione è rosea, è un'azienda agricola veneta di 47.000 unità, abbiamo 6 miliardi di fatturato e soprattutto un'agricoltura che cresce molto rispetto ai giovani, quindi giovani che fanno agricoltura, giovani che hanno sdoganato l'attività dell'agricoltore, è un'attività che oggi è anche di moda. Ormai è 39 anni che si svolge qui a Longarone e in questi anni devo dire è una delle fiere che è cresciuta più di tutte le altre. Perché? Perché c'è grande attenzione in questo mondo dell'agricoltura di montagna e la presenza qui all'inaugurazione del Presidente Zaia sicuramente testimonia l'attenzione che c'è. È chiaro che questi giovani che soprattutto intraprendono l'attività di agricoltori vanno sostenuti cercando anche e soprattutto di trovare quelle che sono le risorse che a livello europeo, regionale e provinciale riusciamo a garantire a tutte queste persone. L'agricoltura in montagna si può fare, è diversa dall'agricoltura di pianura, ma rappresenta una nicchia importantissima in tutto il settore agricolo, quindi il settore primario. Basti pensare, non so, per esempio ai formaggi o anche ai vigneti o tipiche coltivazioni di montagna. È una fiera che attira molto le persone perché si differenzia dalle altre appunto per il fatto che è una fiera di nicchia. Questa è una fiera importantissima perché è una unica e esclusiva fiera per l'agricoltura di montagna, quindi qui si discutono i problemi appunto di un'agricoltura eroica, come la definisco io, un'agricoltura che ha a che fare tutti i giorni con le pendenze, con le difficoltà e naturalmente con anche gli aspetti climatici che sono molto differenti rispetto al piano, quindi noi qui assistiamo i nostri agricoltori anche in maniera particolare con investimenti anche su macchinari, ma anche come fare impresa, come fare lavoro su un'area che comunque è strategica per la regione Veneto. Quest'anno abbiamo proposto all'interno del nostro stand alcune novità dove praticamente con Husqvarna, con tutta quanta la linea di robottini tagliaerba e tutte quante le macchine a giardinaggio pronte apposta per il lavoro in montagna. In fiera principalmente ci sono i trattori, sono trattori della New Holland, che alle mie spalle si vede il T7, un modello più importante che abbiamo, e poi a seguire anche tutti gli altri T6, T5, T4 e i case, anche oltre ai New Holland abbiamo anche il case che abbiamo portato un trattore. In fiera abbiamo proposto tutte le nostre soluzioni per l'agricoltura di montagna, a partire dalla finaggione, all'allevamento e anche al nuovo settore emergente della viticoltura e frutticoltura che sta procedendo a passo spedito nella provincia di Belluno. In esposizione nell'area esterna vediamo il trattore più potente che abbiamo in Europa in questo momento, si tratta di Fendt 1050
che abbiamo portato in fiera solo per attrarre la gente a qualche cosa di molto importante, di molto grande, no? E poi invece abbiamo le macchine specializzate che abbiamo qua davanti a noi, che sono quelle per frutteto e vigneto. Come ormai quasi da 30 anni siamo presenti qui in Agrimont per esporre, fare un'esposizione di animali in modo da far conoscere un po' a, diciamo, le persone, le famiglie di città, quella che è un po' la realtà qui del bellunese, del Veneto. Alla Fiera Agrimont presentiamo il prodotto John Deere per la provincia di Belluno, entrando sul settore anche dell'agricoltura e dei servizi. E abbiamo introdotto un'attrezzatura, abbiamo esposto un'attrezzatura forestale, una pinza per poter tagliare e pulire i boschi. È una scuola che forma i giovani all'agricoltura di montagna, alla selvicoltura, quindi abbiamo degli indirizzi forestali, degli indirizzi di valorizzazione dei prodotti del territorio, degli indirizzi tecnici proprio legati invece alle trasformazioni, e quindi a 360 gradi si inserisce in un territorio come questo della provincia di Belluno.